Dopo un mese di indagini serrate, il presunto killer di Bledar Dedia ha un volto, quello di un minorenne italiano di buona famiglia, 17 anni nemmeno. I due si erano dati appuntamento nel pomeriggio del 20 gennaio, un sabato, forse per un incontro di natura sessuale, poi la situazione è evidentemente precipitata fino alla mattanza e a quelle 10 coltellate inferte sul corpo del 39enne albanese, sposato e padre di 2 figli. Questa è la svolta clamorosa quanto scioccante che gli stessi inquirenti stanno trattando con il massimo riservo, coordinati dalla Procura dei minori di Venezia. A incastrare il teenager alcune testimonianze, le tracce del DNA prelevate dagli uomini del RIS di Parma nei giorni seguenti il ritrovamento del cadavere all'alba di domenica 21 gennaio in una zona isolata in via dei Colli a Paderno. Bledar era a terra in un bagno di sangue, i pantaloni abbassati, una scena del crimine che fin dall'inizio aveva fatto propendere per la pista passionale, con i carabinieri che non hanno lasciato nulla di intentato. Indizio dopo indizio si è ricostruito come il 17enne si fosse ferito alla mano nel corso dell'aggressione, disfandosi poi sia dell'arma del delitto, un coltello da cucina, sia di alcuni capi di abbigliamento. Non solo, il ragazzo, prima di dileguarsi a piedi, avrebbe anche tentato di far scomparire le chiavi dell'auto di Bledar, trovata dai carabinieri con le porte regolarmente chiuse. Si tratta ora di capire che relazione ci fosse tra il 39enne e il 17enne, 22 anni di differenza. Se già si frequentassero, la vittima abitava ad Asolo, il ragazzino sarebbe di Pieve del Grappa. Bledar poi lavorava in un noto locale di Borso, non si esclude possano essersi conosciuti lì. A questo punto occorre anche appurare se ci sia stato un approccio di tipo sessuale, se per caso in ballo ci fosse un compenso di natura economica. Al setaccio ci sono le chat frequentate dall'uomo in quella che appare sempre di più come una doppia vita, interrogativi aperti, così come per l'eventuale coinvolgimento di altre persone. La stessa sindaca è sconvolta. Davvero è annientante pensare a un ragazzo così giovane che compie un gesto così violento. Resta tanta tristezza e davvero tanta inquietudine perché ci tocca tutti un fatto del genere. Ci aveva toccato la morte di Dayar sicuramente, il fatto che sia un ragazzo così giovane coinvolto in questo gesto così estremo ancora di più ci tocca.